Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Sabato 13 gennaio 2024 siamo in diretta da Ceneda per rivivere insieme la tradizione del Panevin. Se conoscete la nostra emittente sapete che una delle prime dirette dell'anno immancabili riguarda appunto questa tradizione del Panevin, tradizione che negli anni vi abbiamo proposto da diversi luoghi e quest'anno saremo in diretta, siamo in diretta, mancano pochi minuti alle ore 18 dall'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Gli anni scorsi abbiamo sempre proposto delle clip riguardanti appunto questo Panevin, quindi le nostre telecamere non sono nuove a questo luogo, però quest'anno abbiamo deciso di fare proprio la nostra diretta ufficiale, la prima diretta del 2024 qui dall'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Vi ricordo che potrete interagire con noi, chiedo alla regia di mettere in onda il numero, la grafica che riporta anche il numero di WhatsApp, potete mandarci i vostri messaggi WhatsApp al numero 348 21 11 373 e il programma di questa manifestazione che viene organizzata dalle mamme di Ceneda, che poi avremo modo di conoscere nel corso di questa diretta, di questa serata, ha un programma molto ricco. Alle mie spalle, voi non lo vedete perché è buio, sta suonando un gruppo molto noto qui in città, i Locanda De Bardi. Andiamo pure con le immagini, ecco, li state vedendo, e stanno accogliendo i bambini, i ragazzi, le famiglie che appunto stanno facendo il loro afflusso qui all'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Quindi siamo allietati dalle note dei Locanda De Bardi, tra un po' andremo anche a sentirli, ma come vi dicevo il Panevin qui di Ceneda è organizzato dalle mamme di Ceneda, un gruppo di volontari e volontarie, un gruppo di famiglie che ha deciso da qualche anno di rivitalizzare così il quartiere con un occhio molto particolare riguardo alle giovani generazioni e quindi ai bambini. Questo Panevin infatti si chiama il Panevin dei bambini e l'orario di accensione, le ore 18, è così studiato appunto per agevolare al massimo la partecipazione dei bambini e delle famiglie, per far sì che tutti possano godere della tradizione del Panevin. Andrei per un istante, anche se immagino che appunto l'immagine sia piuttosto scura, sulla telecamera puntata sul Panevin, vediamo se riusciamo, ecco, a mostrarvelo, ma il risultato, diciamo, ecco, è molto scarso perché al momento non abbiamo la possibilità di vedere illuminata la grande catasta di legno che tra poco verrà accesa proprio dai bambini, dalle fiaccole dei bambini. La tradizione del Panevin fonda le sue radici nel lontano periodo celtico, circa il V secolo a.C., presso l'antico popolo dei Veneti. Questo falò serviva per evocare il ritorno del sole sulla terra, cioè l'allungarsi delle giornate che inizia dal solstizio d'inverno. Il fuoco serviva per celebrare questo giorno che con il calendario giuliano coincideva con il 25 dicembre. Nel Medioevo, con l'evangelizzazione delle campagne venete, il Panevin perse le sue origini pagane, assumendo una connotazione cristiana. Il falò venne spostato al giorno dell'Epifania, per ricordare i re magi che portarono i doni a Gesù bambino. Secondo la leggenda, i falò della campagna veneta furono loro utili per trovare la via di Betlemme, essendosi persi. Al loro ritorno, racconta sempre la leggenda, non vedendo nessuna luce nella campagna, si persero nuovamente nella pianura padana. Nella notte del 5 gennaio, nel Medioevo come anche oggi, l'occasione del falò forniva al popolo un momento di unione e ritrovo con tutta la comunità cittadina davanti a un buon bicchiere di vin brûlé e un pezzo di pinza.
Una delle principali tradizioni legate al Panevin è quella di osservare in quale direzione va il fumo. In base a questa, i contadini trevigiani predicevano se il raccolto dell'annata sarebbe stato buono o cattivo. Questo momento è detto dei pronosteghi e funziona all'incirca secondo quanto recita un detto popolare come il seguente: fuische a mattina, ciol sul sac e va a farina. Cioè, se la direzione presa dal fumo e dalle faville è il nord o l'est, prendi il sacco e vai ad elemosinare, mentre se le fuische le va a sera, poenta piencaliera. Se la direzione è ovest o sud, il raccolto sarà buono, quindi la pentola sarà piena di polenta. Ancora oggi, la fiamma del Panevin simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio. Non a caso si è soliti bruciare la vecchia o vecia posta sopra la pira di legno ed avere nuovi auspici per l'anno nuovo. E quella che avete visto era una clip riassuntiva che ci è stata proposta dalla regia, che ci ha ricordato anche il racconto del Panevin, la leggenda del Panevin. Adesso tra pochissimi istanti avrà luogo l'accensione, ma prima state vedendo appunto i Locanda de Bardi, quindi andiamo a sentire qualche nota e poi ci ricolleghiamo qui dal Panevin. But don't forget you promised me everything, everything. I know we had a chemistry, this combination heavenly. But don't forget that you promised me everything. Why never sitting in the middle of nowhere, telling you with nothing to do, wondering if I really love you. Oh, I guess that I do. Oh, why never sitting in the middle of nowhere, telling you with nothing to do, wondering if I really love you. Oh, I guess that I do, I do. E rieccoci qui, lo ricordo, ci troviamo a Ceneda di Vittorio Veneto, ancora pochi istanti all'accensione del Panevin edizione 2024, la data è un po' inconsueta, siamo in onda, lo ricordo, è il 13 di gennaio, il Panevin tradizionalmente si accende nella serata del 5 di gennaio, ma come sapete a causa del maltempo il Panevin è stato rinviato appunto di una settimana da parte degli organizzatori. Allora andiamo con le immagini, proviamo a vedere un attimo la catasta di legna che è stata preparata dai volontari nelle scorse ore, la vedete in penombra, quindi ormai è questione di pochi istanti per l'accensione, rimaniamo pure su questa immagine, per l'accensione del Panevin organizzato dalle mamme di Ceneda, che sono un gruppo informale costituito da mamme e papà del quartiere di Ceneda di Vittorio Veneto, sono sostenute da diverse realtà del territorio come Mai Associazione Culturale, IM, la Tenda TV e tanti altri. Il Panevin dei bambini è una manifestazione che viene a luogo anche grazie al contributo del comune di Vittorio Veneto. Poi avremo modo, come vi dicevo, di sentire le mamme di Ceneda, l'organizzazione, però tra pochi istanti andremo proprio con l'accensione del Panevin. Andiamo ancora ad ascoltare nel frattempo qualche nota dei Locanda de Bardi che stanno accogliendo i numerosi visitatori, le numerose famiglie, i numerosi bambini che stanno affluendo qui a Ceneda di Vittorio Veneto. Sono piaciuti, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, you got my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, the dreams of you, oh, cheeks, cheeks.
Ecco qui allora, stiamo per assistere all'accensione del Panevin. Momenti ovviamente di attesa. Lo ricordiamo, il Panevin consiste nell'accensione di una catasta di legna come buon auspicio per l'inizio del nuovo anno. Panevin delle Mamme di Ceneda, momenti ovviamente emozionanti anche per i giovani che hanno posto le fiaccole alla base del Panevin. E tra poco vedremo le lingue di fuoco iniziare a lambire la catasta di legna. Ecco, continuiamo a vedere le prime lingue di fuoco. Tanto la nostra postazione è stata invasa, possiamo dire, dalle persone, dalla folla. Quindi chiedo alla regia, intanto questo è un messaggio più o meno diretto, di andare a recuperare la radiocamera e portarla qui da noi per ovviare alla problematica. Stiamo assistendo all'accensione, lo ricordo, in diretta del Panevin 2024. Avremo modo poi di vedere ardere la veccia. I Panevin quest'anno, lo ricordiamo, sono stati funestati dal maltempo, come dicevamo poc'anzi, e quindi siamo in onda in questa data inusuale. Tra poco andremo a vedere anche i piccoli e grandi spettatori. E intanto, sempre per la regia, vi comunico di portare qui la radiocamera per consentire di offrirci delle immagini ancora più spettacolari dell'accensione della pira di legno. Vediamo le fiamme che iniziano ad alzarsi e a lambire la veccia che è stata posizionata sopra il Panevin. E poi ovviamente ci sarà modo di capire da che parte andranno le faville, le fuische.
per capire quello che sarà il pronostico del nuovo anno. Eccoci qui, allora vediamo che le fiamme stanno iniziando ad alzarsi, poi ci sarà modo Ecco qui, dicevo, piccoli e grandi spettatori al Panevin dei bambini. Eccoci quindi ancora in diretta, abbiamo la possibilità di proporvi queste immagini da due angolazioni diverse e questa è l'enorme catasta di legna che sta iniziando ad ardere in maniera significativa. Tra poco vedremo inquadrata anche la veccia. E vedremo i momenti in cui la veccia andrà a bruciare, ovviamente. Sempre in diretta Panevin 2024, in diretta da Ceneda di Vittorio Veneto. Come dicevo, immancabili le nostre immagini su quello che è un appuntamento tradizionale con l'accensione di questa pira di legno, come abbiamo raccontato nella clip iniziale. Un Panevin, questo, che fa parte dei Panevin autorizzati dal Comune di Vittorio Veneto. Sappiamo che ovviamente negli ultimi anni c'è una particolare attenzione anche a quelli che sono gli aspetti dell'inquinamento, e quindi solo alcuni erano i Panevin appunto autorizzati dal Comune di Vittorio Veneto. Questo è uno dei 7 Panevin che tra lo scorso weekend e questo fine settimana si sono accesi nel nostro territorio. Abbiamo le immagini, e quindi ritorniamo pure qui, abbiamo le immagini della veccia che sta per ardere, e quindi tra pochi istanti avremo modo di vedere le lingue di fuoco avvolgerla, anzi lo stanno facendo proprio in questo momento. Ultimi istanti di vita, potremmo dire, per la veccia. Vediamo
i vestiti che stanno ardendo, e quindi ecco, in questo momento possiamo dire che la vecchia ci sta salutando. Ricordo, ma ci sarà, ecco qua, questo è il momento in cui la vecchia, accolta anche da un'ovazione così del pubblico presente, che lo vedete così ammirare la catasta di legna, è proprio illuminato dalla luce del Panevin, e vedete adesso le fiamme che si stanno levando molto molto alte. Tra un po' andremo a proporvi le immagini anche dei volti delle persone che stanno così affollando l'area Rossi di Ceneda, ma intanto ci godiamo queste belle immagini delle lingue di fuoco che si stagliano verso il cielo. E quindi possiamo dire, diciamo innanzitutto che, a differenza di altri Panevin che nei giorni scorsi hanno avuto qualche problema appunto dovuto dall'eccessiva umidità dei giorni scorsi, adesso possiamo dire che qui questo non è minimamente un problema. Le faville e i lapilli si stanno alzando verso il cielo in questo sabato 13 gennaio, e tra poco, appunto, come dicevo, andremo anche a proporvi i volti delle persone che stanno affollando il Panevin di Ceneda. Qualche istante di musica e poi ci ritroveremo qui con la cronaca di questo Panevin 2024.
Siamo rientrati in cronaca, ecco, ci scusiamo, ma ovviamente con la fortuna che ci contraddistingue il fumo il vento sta tirando dalla nostra parte, quindi la nostra postazione è stata per così dire invasa dalle faville che insomma ci hanno un po' investito con una precisione che devo dire chirurgica. Ecco, molto bene. Riprendiamo appunto la cronaca, tra un po' andiamo subito con le immagini della Vecia che diversamente dalla Vecia che abbiamo visto bruciare prima, in questo momento è arrivata in quel di Ceneda per dialogare anche con i bambini. Tra poco, se avremo occasione, proveremo a sentirla. Intanto continuiamo a proporvi le immagini delle lingue di fuoco che si stanno alzando sempre dal Panevin, e vediamo anche le persone che stanno assistendo appunto al Panevin. Proviamo a andare anche con l'audio, quindi avvisiamo anche che andremo con l'audio della Befana. Una filastrocca che fa così. Paghi la calza sul camino. La calza. La calza, se avete visto la calza. E poi la pinza sulla riva. Ma cos'è la pinza? Un dolce. Un dolce. Ce l'avete mangiato? Sì. E poi la befana giù per il camino. Bravi, infatti mi sono tutta sporcata per scendere giù nei camini e poi mi sono persa e trovavo più Vittorio Veneto. Meno male questa sera c'è quel bel fuoco e avete bruciato quella vecchia. È una befana. No, ma io sono la befana. No, io non voglio sapere di quella lì, È finta. No, quella lì mi vuole prendere. Io sono stata nascosta fino adesso perché doveva bruciare. Per quello sono uscita. Però avevo paura di uscire, Quella lì non so cosa mi volesse fare. Adesso io posso stare qui con voi perché è bruciata, vero? Sì. È stecchita. Ma mi hanno detto che a Vittorio i bambini imparano delle filastrocche su di me. È vero? La befana. No. No, aspettate, lo sento. Lo diciamo tutti insieme? La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva la befana. Bravissimi! Bene, ti state meritando un premio. Ma prima devo sapere una cosa. A Vittorio Veneto ho saputo che i bambini sono birichini? Sono birichini, ok, allora c'è la birichina, non è Vittorio, allora dove siete? Correggiano mi dicono ancora più di Vittorio. Orsago, poi non ne parliamo neanche, Trento addirittura, E allora cosa facciamo con i bambini birichini,
Voi sapete come si guarda il panelin? Il fumo del panelin? C'è qualcuno che lo sa? Allora, io so che qui voi dite verso sera, polenta, biancaliera. E sapete cosa vuol dire? No? Vuol dire che se il fumo del panetto va verso sera, quindi verso ovest, dove tramonta il sole, sarà un anno bellissimo. Se invece il fumo va verso mattina, vuol dire che è un anno un po' faticosetto. Dove va verso? Pomeriggio! Pomeriggio! Cosa possiamo dire? Sarà un anno così, dai, ti ripeto. Va bene? Allora, adesso io vi chiederò una cosa. Andiamo tutti dietro le casse. Dietro questi qua che si chiamano cassine. Andiamo tutti dietro. C'è l'apertura lì. Andiamo dietro. Bravissimi. Dietro, dietro. Andate dietro le casse. Calma. Andate dietro. Andiamo dietro le casse. Perché tra poco vi chiederò di fare una bella fila, perché vi dovrò dare un premietto per avermi aspettato tutto questo tempo. Siete stati proprio bravi, senza neanche congelarvi tra l'altro. Allora però prima tutti insieme diciamo di nuovo la filastrocca. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito da romana, viva viva. Ancora mi piace, ancora viva viva la Befana! Oh, ma che bravi questi bambini di Vittorio Veneto, anche di Orsago, Conegliano, bravi. Allora c'è la bambina Chiara che la mamma deve andare dagli strumenti musicali perché la bambina Chiara è lì che l'aspetta. Va bene? Andiamo avanti con... Voglio sentire forte viva la Befana adesso! Viva! Questi bambini di Vittorio Veneto mi piacciono. Allora adesso mi servono 1 e 2. Venite qua. Tanti perché io sono vecchia. Allora 1 e 2. I bastoni della mia vecchiaia. Grazie, grazie, grazie. Adesso io vi chiedo di fare una bella fila per ricevere i vostri dolcetti. Oh, sì, sì. Grazie, eccoci. Di qua. Vedi qua, segui. Amore, deve andare. Prego, dite dall'altra parte. Così riusciamo ad avere le caramelle.
E rientriamo in cronaca. Abbiamo vissuto momenti concitati nel momento in cui c'è stato l'arrivo della Veccia, l'arrivo della Befana, perché abbiamo avuto una vera e propria invasione da parte delle persone, dei bambini che hanno invaso appunto l'area antistante alla Befana, quindi c'è stato qualche problema anche di natura tecnica. Ora vi stiamo proponendo le immagini delle braci, le bronze, così come si dice qui da noi, appunto le bronze del Panevin, perché in una mezz'ora più o meno, sono le 18:38 in questo momento, abbiamo visto delle ampie fiammate. Il Panevin si è consumato quasi del tutto. Abbiamo avuto modo di vedere appunto l'arrivo della Veccia, l'arrivo della Befana e anticipata ovviamente dalla Befana, che invece posta sopra il Panevin ha preso fuoco così come di consueto. Allora, per quello che riguarda i pronostici del fumo, mi pare di aver capito che il fumo andasse, e quindi le faville, i lapilli andassero verso mattina, quindi ciol sul sa che va a farina, dice l'antico detto, l'antico proverbio. Il che presuppone che l'anno insomma non sia così prospero, ma sia necessario andare a prendere il sacco e immagazzinare la farina necessaria insomma per le provviste per tutto l'anno. Chissà, chi può dirlo? Staremo a vedere se sono vere oppure no queste così antiche dicerie. E mentre appunto continuiamo a proporvi le immagini delle bronze, abbiamo anche la possibilità di andare a collegarci con un'area un po' più lontana, che è quella in cui sta suonando e cantando il gruppo dei Locanda de Bardi. Colgo l'occasione, prima di andare a sentirli, di ricordare che il gruppo informale che ha organizzato questo Panevin si chiama il gruppo delle Mamme di Ceneda. Tante sono le attività che vengono proposte dalle Mamme di Ceneda nel corso dell'anno, anche al vicino Parco Papadopoli, che dista proprio dista qualche metro da noi. Abbiamo avuto diverse iniziative negli ultimi anni con lo scopo appunto di vivacizzare il quartiere e di proporre delle belle attività, delle belle iniziative anche molto semplici, soprattutto per i bambini, rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Quindi questo gruppo informale, costituito da mamme e papà, viene anche aiutato da altre e sostenuto da diverse realtà del territorio, come Mai Associazione Culturale, AIEM, la Tenda TV e tanti altri. Ricordiamo che il Panevin dei bambini è una manifestazione sostenuta grazie al contributo del comune di Vittorio Veneto, mentre diamo anche qualche numero di queste Mamme di Ceneda di cui vi ho parlato più volte. Sono una quarantina di volontari che periodicamente organizzano eventi per bambini e per famiglie, quindi 40 persone, alcune le avete viste anche impegnate nel vicino stand. Ovviamente il dolce tipico del Panevin è la pinza, solitamente si conclude il giorno dell'Epifania, però in questo 2024 abbiamo fatto un po' un'eccezione. Quindi le varie manifestazioni organizzate nel corso dell'anno dal gruppo delle Mamme di Ceneda, abbiamo Pasquetta al Parco, la musica al Parco a luglio, l'autunno al Parco, Halloween al Parco e i Bandot con San Nicolò. Quindi un programma molto ricco e molto denso di attività e di iniziative. Ci spostiamo ora appunto con l'audio anche nella seconda postazione, andiamo a sentire i Locanda de Bardi. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no! Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, e scappano leoni, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no! Vengo anch'io. No, tu no! Vengo anch'io.
sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Allora vengo anch'io. No, tu No, tu no. Quello è più facile. Dove ognuno sia pronta a tagliarti una mano. Un bel mondo con sollogio ma senza amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. Ma no, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma si sente? Anch'io. No, tu no. Perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vuoi anch'io? Esci tu Come la befana? Funerale. e vedere se la gente poi piange davvero. E scoprire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo Ma anch'io. no, tu no. Oh, vengo anch'io. No, tu no. Voglio anch'io? Sì, Tu sì. No, tu no, dai, no, tu no. come Per no, non tu no? complicare Ho la detto cosa, che stiamo voglio- tutti cantando. Motivate, motivate. Allora tu non muori perché sei troppo bello e quindi no. Però dipende poi facciamo un altro E poi c'è il panevin e whisky di sera perché così spera, no, quello è un altro detto. la vezza sul pane. Tutto sommato vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, no, no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? E abbiamo fatto anche noi l'applauso virtuale ai Locanda de Bardi, un gruppo amico della Tenda TV, e rientriamo in cronaca e continuiamo anche a proporvi le immagini appunto del Panevin, di quello che rimane ormai del Panevin 2024, e vado a leggervi i messaggi che ci state inviando sia sui social e sia al nostro numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Ci dice Maria Luigia: è una bella sorpresa essere in diretta da Ceneda per assistere il Panevin. È una bella iniziativa, grazie. E ancora Gabriella ci ringrazia e ci dice che ci sta guardando niente po' di meno che dall'Olanda e ci saluta con nostalgia. Dopodiché Paola ci dice: che bello per me che sono di Vittorio ma vivo in Sardegna poter partecipare in diretta e per la prima volta a questo evento. E ancora Veronica ci dice: bravi, e ovviamente noi giriamo questo bravi anche all'organizzazione che ha consentito la realizzazione di tutto ciò che state vedendo in questo momento. Ovviamente negli ultimi anni anche l'aspetto burocratico è diventato sensibilmente più complesso e complicato, e quindi abbiamo anche questo aspetto da tenere in considerazione, e un plauso va fatto a tutti i volontari che rendono possibili ancora queste tradizioni. Non è per niente facile, non è per niente scontato. Ci scrive Renato al nostro numero WhatsApp: è con piacere che ritorno a vedere le immagini del territorio attraverso la Tenda TV, vi ringrazio. E quindi noi ringraziamo e salutiamo Renato, così come salutiamo Stefano, salutiamo Alberto che ci sta seguendo anche lui da alcune zone del Trevigiano, e poi il nostro affezionato telespettatore Francesco da Corbanese ci saluta e ci ringrazia, appunto ci dice che ci sta seguendo. Quindi in tanti ci state seguendo. Un plauso va anche a chi ci sta dando anche l'energia elettrica in questo momento, al service
Davide e tutti quanti che hanno collaborato per la buona riuscita dell'aspetto audio e della logistica qui dell'iniziativa, mentre per quello che riguarda le immagini e la regia appunto televisiva che state vedendo in questo momento, dobbiamo ringraziare Francesca Astori e Michele Dal Magro per il loro preziosissimo contributo. Ancora per qualche istante in diretta qui da Ceneda. Torniamo anche con l'audio a sentire e a vedere i Locanda de Bardi. Senti qua, cos'è? Un contadino! Bravo, allora di subito contadino. Bravissimo. Un contadino, giusto? Un contadino. Un contadino, non è... Ma un contadino. Un contadino! Ah, giù, sì, un contadino. Un contadino. Un contadino. Adesso saltiamo tutti quanti, su un piede! Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, l'ammetto nominato, li ho portato via. La casa, il cascinale, la mucca, Tutte le bronze. quando ho raccolto le bronze del panevino, la befana, la moglie, che poi era la befana, non importa, Anche la pazza. moglie. No! Un figlio militare che hanno ammazzato anche il maiale. Panino con lo specchio. Porre, porte. Nel senso del maiale. Sì, beh, ah beh, sì, beh, ah beh, sì, Ma beh, lui no, lui no, beh. non piaceva, anzi ridacchiava. Ma se n'è, ma... No, il fatto è che noi vi Noi di là. Eccolo, Anna si è rivoltato. Gli alpini. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piacere fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piacere fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Allora, questo non è... Non so... E rientriamo ancora una volta con la cronaca, ultimi istanti della nostra trasmissione, magari vi proporremo ancora qualche nota dei Locanda de Bardi, ma insomma la temperatura è anche abbastanza rigida nonostante le fiamme del Panevin. Un saluto ancora una volta da Virginia che ci scrive, sta seguendo la diretta YouTube, un abbraccio a tutti voi e un abbraccio a tutti i cenedesi, sempre bello il Panevin, così come in tanti appunto ci state scrivendo. Anche Mirella ci ha ringraziato sulla nostra diretta Facebook, così come Gianni che salutiamo, invoca il Panevin, l'antica nenia che si usava cantare così una volta, soprattutto quando la tradizione dei Panevin andava a coinvolgere ogni singolo cortile, ogni famiglia organizzava il suo Panevin. Adesso sappiamo che appunto le cose sono un po' cambiate, come dicevamo anche prima, sia per questioni di inquinamento sia per questioni anche di sicurezza e organizzativi. La questione è cambiata e quindi adesso si prediligono i Panevin che abbiano una funzione sociale, e questo qui di Ceneda, il Panevin dei bambini organizzato dalle mamme di Ceneda, ne è l'emblema. Negli anni, lo dicevamo in apertura della nostra diretta, la nostra emittente televisiva, la Tenda TV, che sapete vi racconta il territorio vittoriese, sin dalla sua nascita vi ha proposto le immagini di questa bella tradizione, della tradizione del Panevin. Abbiamo cominciato nel lontano 2008 dal Panevin di San Pietro e Paolo, poi negli ultimi anni ci siamo spostati un po' più a nord, a Borgo Vinera. Quest'anno invece le nostre immagini vi giungono in diretta qui da Ceneda di Vittorio Veneto, dove continuate a vedere, oltre appunto
al gruppo della Locanda de Bardi che sta suonando e sta lietando tutti i presenti, andiamo pure con le immagini delle bronze, delle faville che stanno, le ultime faville che si stanno alzando verso il cielo. Andiamo anche con la visione d'insieme del Panevin, che ci permette di vedere, ecco, prima più o meno un'ora fa abbiamo visto le prime lingue di fuoco alzarsi e levarsi verso il cielo. Ora alle 18:53 ultimi minuti, ultime lingue di fuoco che si stanno alzando dalle braci. Negli anni abbiamo ironizzato più e più volte sul fatto che si potrebbero portare delle costicine, delle bistecche da cucinare. Qui ci sarebbe, ovviamente ce ne sarebbe per tutti i gusti, ma chissà che magari in una delle prossime edizioni non si possa aggiungere anche a questo. Intanto nello stand organizzato dalle mamme di Ceneda abbiamo visto il vin brûlé, abbiamo visto la pinza e quindi abbiamo visto il tè caldo, ovviamente, per ristorare tutti i presenti. Andiamo ancora a sentire qualche nota dei Locanda de Bardi, sempre qui dal Panevin 2024. Posso dire, mi discolpa, che i testi di conto ogni tanto sono un po' inerpicati. No. E adesso, signori, il freddo c'è, perché secondo me non si stava tanto più caldi di così quella volta. Nel 1912, dicevamo, partiva dalle coste dell'Inghilterra per un grande viaggio, ma proprio quando se la passavano così al freddo, accadde il peggio. Hanno forato. Prima però il viaggio fu una meraviglia. Questa è Titanic. La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaporta, odore di mare morto. Se un capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna con il bicchiere tra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo quindi stinchi in nave. A questo viaggio davvero mondiale, a questa luna gigante. Chi l'ha detto che in terza classe si viaggia male? Questa cuccetta sembra un letto a 2 piazze, ci si sta meglio che non sprecare. A microfoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna di caldo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira 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 l'elica, e gira gira che piove e nevica. Per noi ragazzi di terza classe che per non morire si va in America.
nell'aria, trasmetteva saluti e speranze, per questa croce era straordinaria, e trasmetteva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio fratello, quando la sera lo vide ballare la trovò subito molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare. E so magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò toccare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazzi di prima classe che per sposarsi si va in America. Per noi ragazzi di prima classe che per sposarsi si va in America. Per noi ragazzi di prima classe che per sposarsi si va in America. E quindi rieccoci qui. Ultimi istanti di trasmissione qui in diretta da Ceneda per il Panevin dei bambini. Vi abbiamo raccontato attraverso le nostre immagini, attraverso le immagini della nostra regia, l'accensione del Panevin 2024 appunto qui da Ceneda. Un grazie e un plauso va alle mamme di Ceneda, il gruppo informale che ha consentito l'organizzazione, che si è fatto carico dell'organizzazione di questa iniziativa che sta continuando ad allietare i bambini e le famiglie che in tanti hanno deciso di venire a passare un pomeriggio diverso dal solito nel segno della tradizione. Continuiamo pure a vedere le immagini del Panevin, quello che resta, andiamo pure a pieno schermo. Quindi io andrei a ovviamente ringraziare tutta la parte tecnica, lo staff tecnico che ha seguito questa trasmissione, quindi Michele Dalmagro e Francesca Astori. Sto controllando perché ci state mandando tanti messaggi e di questo ovviamente questo non può che farci piacere. E ultimi messaggi, quindi ancora grazie a Gianni, a Mirella, a Veronica, a Paola, a tutti quelli che ci hanno scritto. Allora, noi appunto vi abbiamo proposto con questa prima diretta dell'anno le immagini del Panevin, lo state vedendo, queste sono le ultime lingue di fuoco che si stanno levando verso il cielo. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a seguirci ovviamente sui nostri canali social, Facebook, YouTube, sul nostro sito www.latendatv.it, ma soprattutto vi ricordo di seguirci sulle Smart TV, canale 19, attendete qualche istante, se avete la TV connessa a internet appare una piccola barra blu nella parte bassa del teleschermo. Dovete semplicemente premere la freccia verso l'alto del vostro televisore e potrete avere accesso, selezionando la Tenda TV, al nostro canale televisivo raggiungibile in tutto il Veneto in qualsiasi momento. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci lasciamo con le immagini del Panevin. Appuntamento alla prossima.